morire sul posto di lavoro nel 2019, insomma, credo che sia una cosa gravissima. È considerato che anche in altri settori le morti sono sempre più frequenti. CGIL, CISL e UIL parlano di un vero e proprio bollettino di guerra che con cadenza definita spaventosa macchia di sangue le nostre strade. La morte di Alessandro Farronato ferma i lavoratori di Veneto Strade. Sono i colleghi dell'operaio 48enne di Casoni di Mussolente morto schiacciato nell'incidente sul lavoro accaduto lunedì a Castelfranco Veneto. Le statistiche danno che le morti sul lavoro sono in aumento. Già nel 2018 il bollettino era pesante, con oltre un centinaio di morti sul posto di lavoro. Insomma, si pensa che uno muore se va in guerra, ma non si alza al mattino per andare a lavorare. Si sa che la sicurezza ha un costo, però diventa inevitabile sostenerlo. Maggiore sicurezza, questo appunto chiedono i lavoratori di Veneto Strade. Credo che sia necessario un tavolo dove si possa andare a verificare realmente le necessità, i bisogni e cosa necessita per mettere in sicurezza chi opera quotidianamente sulle strade e non solo sulle strade. Intanto non è ancora stata fissata la data del funerale di Alessandro Farronato, mentre gli inquirenti sono al lavoro per far luce sulle responsabilità del tragico accaduto.